solo il 7% dei comuni in Veneto ha segnalato irregolarità fiscali ed è riuscito a recuperare quindi questi soldi. Sono pochissimi, perché quindi il 97% non ha fatto niente. Una eccezione importante è questa qui, Asiago. Asiago ha recuperato da solo metà di quanto hanno recuperato tutti gli altri comuni in tutto il Veneto, ma siamo venuti qui a capire se per caso il comune di Asiago è di fatto una sorta di esattore fiscale travestito oppure è successo qualcos'altro. I dati del Ministero dell'Interno elaborati da SPI-CGIL sono impietosi. Il 93% dei comuni veneti di fatto non ha segnalato irregolarità nell'evasione fiscale, mentre in un comune come quello di Asiago che lo ha fatto si sono recuperati un sacco di soldi per i propri cittadini. Certo, il caso di Asiago è un po' particolare. Un gruppo di immobiliaristi aveva fatto causa al comune, colpevole, secondo loro, di non permettere l'edificabilità di un'area centrale. Avevano chiesto al comune un danno enorme, specificando nero su bianco che loro su ogni appartamento ci ricavavano 200.000 euro. Peccato che avessero sempre dichiarato molto meno. Insomma, si erano messi in trappola da soli. Dalle denunce dei redditi, cioè dai bilanci di questi immobiliari, emergeva che il ricavo netto apparteneva circa ad una percentuale dell'1,7%. Mancava il 46%. Quindi mancava il 46%, quindi c'era una differenza talmente esorbitante, tale da non giustificare una richiesta risarcitoria così elevata. Il comune di Asiago, segnalando e facendo il suo dovere, si è recuperato un sacco di soldi per le proprie casse, ben 690.000 euro che andranno in servizi ai cittadini, per gli studenti, per i residenti, per il sociale, una bella boccata di ossigeno. Il sindaco però, e qui si capisce perché molti comuni non si prodigano troppo per il recupero dell'evasione, spiega perché secondo lui le statistiche siano così striminzite sia in Veneto che nel resto d'Italia. Noi non vogliamo sostituirci alla polizia, cioè non vogliamo integrare quello che è lo stato di polizia, cioè il comune che va a denunciare casi presunti di evasione fiscale. Noi avevamo documentazione chiara, perizie depositate dinanzi all'autorità giudiziaria, e questo ci ha fatto muovere verso una determinata direzione. È chiaro che lo Stato di polizia non compete alle amministrazioni comunali, ma compete semmai alle forze dell'ordine, alla polizia tributaria, alla Guardia di Finanza. Quindi comprensibilmente i sindaci non vogliono vestire la divisa della Guardia di Finanza e neppure trasformarsi in gabellieri medievali. Eppure, come è positivamente capitato ad Asiago, non ci si può bendare gli occhi di fronte a situazioni palesemente sospette. Sempre di amministratori pubblici si tratta e non si può omettere di dimenticarsi dei soldi che poi alla fine restano dei cittadini. In questi casi, laddove ci siano dei dati eclatanti di evasione, è necessario che comunque ci sia una particolare attenzione da parte anche delle amministrazioni comunali, anche perché le risorse sottratte al fisco, cioè allo Stato, verrebbero poi introitate dai comuni, come è successo al nostro comune, che adesso dovrà affrontare una variazione di bilancio di 690.000 euro, restituendo queste somme ai cittadini.